Siamo riusciti a portare in piazza queste che sono le tradizioni e le culture nascoste di Venezia e, visto che è carnevale, spettacolarizzarle e renderle anche divertenti per tutti quanti. Credo che Piazza San Marco si trasformerà per i visitatori in qualcosa che diventa quasi un safari fotografico, una visita museale in un posto divertente e insolito, se vogliamo. Non vorrei dire museale, non voglio che questo venga frainteso come se queste realtà, queste eccellenze qui in piazza sono cose da museo. Non lo sono assolutamente, sono antiche ma totalmente attuali e vive. Dai Fels che costruiranno una gondola in 11 giorni, tutti i 18 artigiani, abbiamo dai fabbri ai doratori, agli intagliatori di legno, abbiamo i soffiatori, i maestri, i vetrai verranno a soffiare i vetri in Piazza San Marco, ci sono i calzaturieri del Brenta che faranno le scarpe fatte a mano. I tessutai metteranno in mostra e spiegheranno la difficoltà e quanto tempo ci vuole per realizzare solo un metro dei loro meravigliosi prodotti. E la stessa cosa i costumisti, i maschereri, l'arte dei maschereri, che è l'associazione che raccoglie tutti i produttori di maschere originali di Venezia. Questa città è un museo, per forza è una gioia per gli occhi, ma io non trovo assolutamente che non ci sia più lavoro e non ci siano più gli artigiani, anzi ci sono ancora. Io credo, adesso non voglio essere presuntuoso, ma è anche un invito ai giovani a vedere queste professioni che possono sembrare umili ma sono assolutamente importanti, creative e da portare avanti. Quindi spero che qualche ragazzo vedendole venga voglia di andare a chiedere a uno di questi artigiani come posso imparare il tuo lavoro.